Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dai. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Su Bella Radio. Ed eccoci ritrovati. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti, anzi buon inizio di serata. Nuova puntata sotto il cielo rosso azzurro. Il Catania torna vittorioso ancora una volta. Ci siamo portati a casa questi punti e siamo pronti a discuterne subito in studio proprio con loro. Una buona serata a Piero Borzì, Ferdinando Toro e Mister Di Cento. Buon pomeriggio, buonasera. Ciao Meli, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, Ciao Meli, buonasera e benvenuti a tutti. Ferdinando, tirati più davanti il microfono, magari te lo metti un po' più alto, ecco, perché altrimenti non... Provato così. Ok, ecco, ok, ci siamo. Allora, ci siamo portati a casa anche questi punti questa settimana. Vi ho lasciato venerdì depressi. No, ma a parte questo, se ricordi bene, il mio pronostico è stato azzeccato. Certo. Piero, vabbè, dai. Io il 2-0 ho detto. No, vabbè, ci siamo andati per vicini, un minuto. comunque alla fine, ripeto, comunque alla fine una partita che alla fine aveva importanza per la continuità, no? Per il percorso che adesso deve fare il Catania. Certo. Ma alla fine si sa che comunque i valori diversi in campo c'erano. Il Catania alla fine non ha sbagliato, non ha preso gol. È stato bravo, dai. Ha giocato bene, una partita normale, ordinata, nel senso che alla fine ha fatto quello che il suo dovere, fare. Il suo dovere. Poi naturalmente per analizzarla in modo più tattico abbiamo qui Rosario. Certo. Rosario, dimmi tu qualcosa di quello che hai visto di questa partita. No, non ho visto veramente una squadra determinata. Sul discorso della settimana scorsa abbiamo discusso in questa sede in cui c'erano i problemi insieme alla società, insieme alla squadra, non alla società, perché la società mi sembra abbastanza forte e solida, alla squadra, e domenica si è visto un po' di chiaro, nel senso che hanno lottato su ogni pallone, hanno lottato su ogni palla contesa, non volevano pigliare gol a tutti i costi, e mi sono accorto su Di Tacchio che ha rimproverato il difensore perché poteva appoggiare la palla indietro, ma si è incavolato, nel senso che si è incazzato, ecco, sì, diciamo così. Questo fa dimostrazione che era una squadra che non voleva subire, anche se come dico, ho detto dal primo giorno e oggi ripeto, magari sarò in contrasto con Piero, e dico che questa squadra non mi dà mai la sensazione di governare le partite. Questa è una squadra che si attacca alla squadra avversaria e gioca come un po' il ritmo che ha la squadra avversaria. Cerca di speculare, insomma. Uno speculare, però facendosi forte, tornando al discorso del bel gol che ha fatto forte, della rosa che c'è in campo. È una rosa, credo che sia, per me, già abbiamo sempre discusso qua, una delle migliori rosa della categoria, superiore alla Salernitana. Bravo. Ma di brutto. Bravo. Per le sostituzioni, i ricambi, che entra e che esce. Oggi sta dando anche il massimo chi subentra, mentre che prima c'era un attimino il caturano della situazione che si trascinava campo. Anche ieri è tornato a metà campo, lottava e andava. Ma io ho visto bene anche se all'inizio, quando ha sostituito Cicerelli, Stop un pochettino mi è sembrato un pesce fuor d'acqua, poi è entrato nei meccanismi e l'ho visto più rinvigorito rispetto alla prestazione di Cerignola. E ti dico un'altra cosa, io su quel punto che dicevi tu, ma in Serie C contano i punti. Il bel gioco ci sta, ok, per la squadra che abbiamo, però alla fine... Non ho detto, Piero, il bel gioco, attenzione, ho detto gestire la partita. Il bel gioco lo facciamolo fare alle squadre, alla Norvegia. Noi interessa vincere la partita, ma attenzione, sono partite pure che dovresti un attimino avere in controllo. Il Catania l'ha avuto in controllo perché gol non ne subiva con quella squadra, ma nello stesso tempo è come se era messo lì, aspettiamo un po', appena il primo errore che fanno cercheremo di raddoppiare, diciamo. Ma che grazie sembra al signor Lunetta. Ma attualmente, guarda, io ti dico una cosa. Diciamo, no, scusa Piero, volevo dire che allora, insomma,
quello che vuoi dire tu, che ha sempre la mano sull'acceleratore ma forse più sul freno, no? Ecco, perfetto. Diciamo, cerca di gestire, ma secondo me lo fa anche allora, Il metodo, il modulo. secondo me in questo percorso qua è importante non portare i giocatori al punto di infortunarsi, perché ora abbiamo un percorso che comunque è importante, perché nelle prime 8 di campionato abbiamo affrontato squadre che si potevano battere tranquillamente, anche se poi abbiamo trovato le nostre difficoltà. Forse le uniche due è stata il Trapani e il Cerignola, che secondo me potevano metterci veramente in difficoltà. Per il resto secondo me erano tutte partite che, se consideriamo le rose, alla fine il Catania li doveva vincere a mani basse. Voglio dire, i risultati sono arrivati quelli che sono arrivati, va bene lo stesso. Adesso ci sono 2 partite importantissime, non ricordiamo, cioè, queste sono partite che il Catania, io lo dico già da tempi non sospetti, sono partite che non può sbagliare, non si può permettere di sbagliare, perché rischia realmente di andare non 2 punti sotto come adesso in classifica, ma bensì 7 punti, perché comunque consideriamo che abbiamo sopra di noi il Benevento Guarda, io volevo e dire, sopra ancora la Salernitana, perciò rischia tanto di mettersi 7 punti sotto, diventa complicata. io ti volevo dire una cosa, no? Ritornando, ancora mi sembra un po' prematuro, lo sai, perché sono 2 partite fondamentali ma non basilari per la fine del campionato, nel Piero, senso però sono basilari. No, diciamo. ascolta, hai ragione, però c'è poi la mancanza di fiducia ulteriormente. Sì, infatti Esatto, dico, devono essere 6 punti, perché devono essere, poi lo sai, la palla è tonda in campo e compagnia bella, però quello che mi volevo riallacciare prima a mister, secondo te, io ho visto che questa squadra in attacco ha trovato un equilibrio con Lunetta e Forte. A quel che si dice del discorso di Caturano, che è stato preso il bomber di categoria, così colà, però ha trovato un equilibrio con questi 2 allucinante, perché Forte tiene, diciamo, anche alta la squadra, si prende palla dentro area di rigore, ha dimostrato di essere letale, e Lunetta è quel ragazzo indispensabile che ad oggi non ne puoi fare a meno. Può essere che avete trovato questa quadra in attacco? No, perché guarda, io Caturano non l'avevo visto giocare in qualche partita l'anno scorso, ma così sporadica. Però ti posso dire che in campo si sente la sua presenza, ragazzi. Sì, però Sa come muoversi in area di rigore, sa come gestire la palla. Magari non ti va a fare il pressing di Forte, non te lo farà, ma non questione di abitudine, non ti farà il pressing di Forte a tutti i portatori di palla. Però chi mette una palla sui piedi sa dove andarla a mettere. È cinico, questo senza ombra di dubbio. Finora non l'abbiamo. No, non è vero. Cinico, non l'abbiamo visto. Non è vero, Ferdinando, perché domenica il centrocampo è tornato, teneva palla. No, parlo per il discorso di Caturano, ancora non è andato in segno. È stato bravo anche il portiere di Siracusa. Ma teneva palla benissimo, a differenza di Forte che la tiene un po' meno la palla, ragazzi. E Caturano, il classico centravanti, che non è facile, gli toglie la palla. Quando copre la palla difficilmente gliela vai a levare addosso. Forte è uno che ha tanta corsa, ha tanta volontà, ma sono 2 giocatori diversi, sì, 2 tipologie ma io diverse. credo che Toscano, come la società, perché non è che tutto è merito di Toscano, ma della società, se ha preso a Caturano un motivo ci sarà. No, ma secondo me è il valore aggiunto. Però ti voglio dire, magari col gioco di Toscano, che a volte è un gioco molto sulle fasce, con Casasola e Donnarumma, magari le squadre avversarie non te lo stanno facendo fare, quindi ti arrivano dentro aree poche palle, diciamo, dal fondo, hai ragione. E quindi lui preferisce questo inserimento di Lunetta che ti può spaccare dentro l'area di rigore, Forte che bene o male è più fisico, no? Io su questo parlo. La settimana scorsa c'è stato il giornalista Michele, non mi ricordo come si chiamava. Michele? Quello che il ragazzo che abbiamo telefonato, Michele Rossetti. Michele Rossetti, in sì. cui ha detto a chiare lettere: tu non puoi tenere fuori un Caturano, tu non puoi tenere fuori un Dodacchio. Ragazzi, Caturano è un giocatore che in questa categoria deve giocare quando è in condizione massimale, come ci si augura tutti che sia è una persona che ti mette un pallone e te lo mette dentro, non ha bisogno di 20 palloni. Noi stiamo analizzando la partita di domenica, analizziamo quelle un po' precedenti in cui avevamo difficoltà quando Caturano non era in condizione a chi mettere lì, ok? Si è inventato Lunetta come centravanti, eccezionale,
eccezionale, però oggi ha i ricambi, ha le Però sostituzioni, ha le alternative. E quello che un attimino domenica, io vedendo la partita sabato, vedendo la partita ho visto un po' Lunetta poi in grosse difficoltà e il mister aveva difficoltà a cambiarlo. Dico, e perché? Hai a Davosilio, quindi puoi sfruttare a Davosilio. Ma perché? Dico, perché devi far fare male un ragazzo di quello, già sei sul 2-0, tiralo fuori. Bravo, e ti Ecco, gestisci diversamente gestire gli i uomini a calciatori. disposizione. Ecco, questo io non è un rimprovero per lui, ma probabilmente presto dalla partita. Oggi in banchina non ci vanno più i giocatori. Ragazzi, ci vanno 10 giocatori e 15 assistenti. Certo. È Assistente, occhio perché Lunetta non sta andando più, tiralo fuori. È normale. L'allenatore può entrare in confusione, ma tutti lo siamo. Magari non vedi più quella situazione, cerchi di stare attento a non subire gol e stai meno attento alla fase Offensivo. c'è il collaboratore, mister, guardi che c'è Lunetta che non... ma farlo un po' prima, evita che possano succedere. Appunto, puoi avere qualche problemino, qualche benissimo, risentimento, con riferimento ai ricambi. Anche perché secondo me anche in qualche partita precedente l'ha fatto giocare per 90 minuti e sapeva che comunque poteva rimanere in campo tranquillamente. Comunque al di là di questo l'importante è che è uscito tranquillamente in campo. Bravo, ci dovremmo preoccupare anche di Gestire i giocatori. Anche se- No, stavo parlando del discorso che si è fatto male Cicerelli. Aspettiamo comunque sulle notizie, domani avrà, penso, Credo le è stata visite qualche mediche. botta, non penso Sicuramente qualche qualcosa botta, perché ricordiamoci particolare. ragazzi, anche se Cicerelli quest'anno sta segnando poco, ma comunque è uno che sulla fascia spinge, salta l'uomo, porta palla, crea molti problemi, soprattutto numerica su un esterno, bravo. si porta, ne parlavamo l'altra volta e Rosario appunto mi diceva, anche se non segna però si porta sempre dietro due uomini. Certo, e in effetti sì, questo Infatti è il vero. nostro tridente, cioè per esempio se tu adesso vai ad affrontare la Salernitana, che è una squadra che subisce tanti gol, no? I numeri parlano chiaro. Golemic e Frascatore magari avranno delle difficoltà secondo me su Lunetta, sul Cicerelli o sul Caturano o sul Forte, quindi credo che li metteranno in apprensione. Secondo me ho sì. questa visione. Raga, perdonatemi se vi interrompo, chiedo venia, ne continuiamo a parlare tra pochissimo perché abbiamo la pausa pubblicitaria, ok? Torniamo tra poco. Pausa pubblicitaria andata, ritorniamo in studio, ripasso la linea anche perché vi ho interrotto nel cuore di una conversazione, possiamo riprenderla. Sì, scusami, invece Mary, Sì. perdonami, dato che comunque si è interrotta appunto Sì. questa discussione, se magari qualcuno ha scritto, vuole Allora, lasciare qualche sì, messaggio, magari dopo leggiamo anche la classifica, perché è da vedere la classifica e soprattutto i risultati che ci sono stati questa settimana. Ok, allora c'è una domanda interessante: se per caso Cicerelli non dovesse recuperare, stoppa da Ausilio o Jimenez? Stop e da ausilio. Ok, poi O si stop da Ausilio. Dico stop o da ausilio, sì. Ma comunque- credo che alla fine, cioè credo che conoscendo il mister Toscano punterà su stoppa. Stop questa settimana mi è piaciuto, ha giocato Cioè secondo perché me lui bene. bene o male fa ruolo per ruolo, non è camaleontico, anche se potrebbe essere camaleontico, ma lui non lo so. A me questa settimana Stop è piaciuto, è Io sembrato credo- un po' più determinato rispetto alle altre volte, Io al di là credo- del gol che ha fatto Jimenez. Io perché credo la palla, che- scusami, Rosario, se l'è ritrovato nei piedi la palla, diciamolo chiaro. Vabbè, te le trovi là, siamo che Sì, Ferdinando, sì, sì. tu. Vabbè, là, facciamo discorsi, No, mi hai sbattuto, ma io ero lì a fare gol. Nel senso dai. che La posizione ce l'aveva, dai. Se l'è cercato quel momento, no? E poi ha preso la traversa, cioè alla fine le sue Ma intenzioni è posso fare dire il una cosa gol. invece? Vogliamo analizzare il gol di Lunetta, stupendo. Ma vogliamo analizzare come preparazione, come tiro a giro, come una rapidità fra il pensiero e il fare gol. È stata Ma guarda, qualcosa mister, io ti volevo- meravigliosa. Ti volevo dire una cosa, tu che sei un uomo di campo, hai visto tanti calciatori, perché tu lo sai meglio di me, a livello anche regionale abbiamo avuto tanti campioncini che poi magari per qualcosina o per testa o non per testa non sono mai arrivati ad esplodere. Ma può essere che Lunetta prima aveva diciamo l'etichetta di entra Lunetta e spacca la partita, adesso ha avuto più fiducia dal primo momento e sta prendendo più consapevolezza dei propri mezzi e ha anche queste giocate. Ha la fiducia dei tifosi tutti per interi, è naturale, ha la fiducia della società
e dei compagni che stanno del una palla mister, è naturale, una palla data a Lunetta è un mezzo gol. Dai, questo dà un senso di Su questo e io anche dico, il ragazzo di autorità acquista autostima. datemi sta palla, me la sbrigo io. questo, e anche i calciatori stessi sanno quando tu ci dai la palla, non ti dico che è gol, ma la situazione può nascere. Te la sistema. Io ho scritto un discorso inerente al discorso stop, invece non voglio, perché poi magari perché non si può mettere Lunetta a mezzo sinistro con Gimenez a mezzo destra e Forte a Caturano, tra virgolette, e lui allora Lunetta gioca a mezzo destro in alternanza con l'altro centrocampista. Ma guarda, perché non può spostarlo al mezzo sinistro con Gimenez a destra e Forte o Caturano? Perché Toscano non l'abbiamo mai visto fare ma lui è vero, cambia ruolo per ruolo. Attaccante però però lo sai cosa ho notato, mister, ultimamente sul fatto di Lunetta, che secondo me Toscano ha capito, Toscano, lo staff, che Lunetta è uno di quei calciatori che lui aveva in avanti, che a piede inverso ti dà la profondità e può giocare a ruolo invertito, quindi lui sulla destra ti gira a sinistra, magari che prima era etichettato più sinistro, gli ha dato questa situazione e lui ne ha approfittato, mister Toscano, e adesso a sinistra ha la soluzione stop Cicerelli, diciamo. Poi te lo posso dire una cosa, io non vedo mai l'inversione dei due esterni, nel senso mai ho visto che si invertono, cioè lui gioca sempre su sinistro, no, io parlo destro, su destra, come Lunetta ha cambiato ruolo, sì, perché Lunetta ti punta la profondità e di destro secondo me lo puoi mettere dove vuoi, perché a parte il fatto che è un giocatore che ha secondo me prima di tutto serenità mentale, ha voglia di fare il discorso del mister, perché ma si è preparata la palla sul sinistro, lui partendo dalla destra, ma proprio è stato è perfetto, in 10 secondi ha fatto tutto, ha fatto l'altro gol uguale e appunto per questo voglio dire, magari il mister ha notato questo, no? Che lui attaccando la profondità sulla destra e converge sulla sinistra, giustamente rende di più, secondo me ha fatto un bel gol, ma poi credo, attenzione ragazzi, la TV per quello che riusciamo a vedere, è uno che non ha un ruolo fisso, è uno che si va a posizionare dove può fare danno alla squadra avversaria, sì. Non è un Cicerelli che si mette sulla fascia e rimane lì, lui parte da destra, poi va nel mezzo, poi va più avanti di Forte, quindi alterna le sue giocate. Mister, una domanda tecnica, domenica la Serenità che ha un centrocampo, un reparto, ho visto la partita col Monopoli, una partita alla fine in Monopoli e la Serenità ha concesso poco, magari nulla, perché il Monopoli neanche ha tirato in porta. La Serenità ha fatto il compitino con Inglese che tornava tutto campo, un centrocampo sontuoso, perché Capomaggio è stato sontuoso, Tasconi che ha lavorato vicino a Capomaggio. Quando sarà fondamentale box in the box, uomo su uomo, Di Tacchio, Capomaggio, e metteresti tu un Aloi a riflesso con Tascone? Allora, se devo fare una scelta con Quaini, direi in questo momento Quaini non è in condizione. Anche se Quaini è molto più irruento, sì, però anche perché Quaini l'ho visto per l'ennesima volta domenica anche ieri un po' in imbarazzo, in difficoltà, e quindi già la domenica precedente si era fatta ammonire, quindi magari sta attraversando un momento particolare, un momento di stanchezza, quindi sarebbe anche il caso. Lo vedresti tu Aloi? Sì, come dici tu, Quaini è uno che entra come una ruspa, capito? Ma con questo calcio, una partita un poco calda, ma col calcio di oggi l'arbitro c'è stato un secondo da ammonire, appunto per questo ti voglio dire, devi fare un cambio, una sostituzione. Io credo che un Di Tacchio tutto campo a tu per tu con Capomaggio e un Aloi che magari ti gestisce il possesso palla, perfetto. Secondo me è una soluzione che vedrei di buon occhio. Ma io posso dire poi un pensiero, il mister è a casa. Ma sicuramente un pensiero che naturalmente penso che troveremo domenica, una partita di scacchi. Non ci aspettiamo un Catania. No, oggi assolutamente anche perché mister questa è una domanda che arriva, vogliono sapere cosa ne pensate della partita appunto contro la Salernitana. Ma lo sai perché Meli? Perché anche penso mister Raffaele, forte dei 4 punti di vantaggio, ha il pareggio, sarebbe una cosa perfetta, ma credo che se la giocherà. Ci sono anche i pronostici, c'è chi dice 2-1 per la, se qualcuno anche gli dà un risultato che non è carino. Devi dire a Sandra che il pronostico lo dobbiamo fare venerdì. Non valgono quelli di adesso. Però ti posso dire una cosa, io credo che al Catania proprio un pareggio non gli starebbe proprio da buttare,
Ascoltami, non sono partite che tu puoi andare all'arrembaggio a cercare di vincere. No, io non parlo Anche della perché partita d'arrembaggio. il calcio oggi ha dimostrato, da 8 partite, quando partite sono 8-9 che si è fatte, che il Salernitana la Salernitana va a perdere fuori, il Catania va a quindi gli scontri diretti l'importante è non perderli, perché tu i 3 punti li puoi recuperare magari con una partita balorda che ti farà la Salernitana fuori casa o in casa, e il Catania va a vincere, ecco, i 3 punti li puoi recuperare. Però ti dico, non andare a perdere diventa un fattore importante. Però ti dico una cosa, mister, anche a te Ferdinando, quando inciderà il discorso del pubblico sul fatto che penso dal primo minuto fino all'ultimo fischieranno inglese, la tenuta psicologica di questo calciatore, e conoscendolo con la difesa che abbiamo noi, se il Di Gennaro e gli Gerardi di turno faranno qualche scivola. Io penso che alla fine la difesa giocherà forse con quel quid in più, sapendo che stai affrontando una squadra che alla fine è prima in classifica. Sul discorso dei fischi, secondo me lasciano il tempo che trovano. Io mi preoccuperei più di incitare la mia squadra piuttosto che fischiare. No, voglio dire il clima che troveranno. Il clima che troveranno è normale, è il solito clima del Massimino. Io invece mi volevo ricollegare al discorso che dicevamo poco fa, che la partita secondo me appunto è pericolosa fare giocare Guaini, perché secondo me è una partita che si giocherà con molti duelli a centrocampo, senza spettacolo, magari se si riesce con pochi gol, speriamo che li faccia il Catania, però tipo è appunto rischiosa, perché giocandola troppo a centrocampo Guaini veramente rischia di finire la partita. Però ti dico un'altra cosa, Ferdinando, anche se comunque non mi è dispiaciuto Guaini nelle partite che ha fatto ultimamente, è stato per me buono, ha fatto il suo lavoro. Però ti dico una cosa, Ferdinando, penso che il mister me ne darà atto, siccome loro giocano anche sugli esterni perché hanno a Villa e noi abbiamo un Casasola che lo può affrontare. Noi a sinistra ultimamente con Celli e Donnarumma non siamo di meno, quindi li possiamo prendere. Loro hanno dei problemi in fase arretrata perché sia Golemic che Frascatore non sono tutta questa proprio potenza difensiva, infatti si è visto i gol che prendono. Quindi io ti ripeto a dire, noi sugli esterni ce la giochiamo, quindi io credo che loro attenderanno il Catania, secondo me. Non faranno una partita propositiva. Una cosa, Piero, ma tu sapendo che il Catania comunque io a lui vedo a centrocampo, solitamente attende l'avversario per poi magari sfruttarla, che proprio ritorno è quello che dico io, che sicuramente sarà una partita giocata al centrocampo. Chi fa meno errori secondo me può vincere la partita. Zero spettacolo, andiamo al concreto, nel senso che chi segna magari segna la partita, tranne che non lo so, lo sai, può succedere di tutto. Io la vedo così, poi non è detto che sia così. Ci sono, mister, troppi giocatori tecnici e di valore che non lo so fino a che punto si fanno il compitino e non cercano la giocata. Ma ascolta, abbiamo parlato inizialmente Ferrari. Sì, ma anche è vero che abbiamo parlato che in questa categoria il bel gioco non esiste. Sì. Quindi partiamo da questo presupposto. Però si stanno venendo a scontrare due squadre. Però partiamo da un presupposto ancora, che il mister sicuramente non gli dirà ci incischiamo a centrocampo, ci incischiamo in difesa, assolutamente e no. Su questo io dico. E detto questo, torno al discorso iniziale che hai fatto tu. Guarda che un giocatore come inglese ci puoi fischiare anche 50.000 persone. È freddo. Beh, troppo freddo. Quello è una persona che si gli abituato, capita l'occasione la mette dentro, che viene fischiato e non fischiato. A me, ecco, dicevo all'inizio dell'anno come si fa a far scappare un giocatore così. Vabbè, ormai sono scelte. Parlava il perché. Dico, un giocatore che è freddo e ti mette la palla dentro, quando la devi mettere dentro non ce n'è per nessuno. Mister, te la butto lì, potrebbe essere la partita di Caturano dove lui si esalta in un clima e contro una squadra top, perché la Salernitana, senza toccare meriti ad altre squadre, insieme al Benevento saranno secondo me le 3 squadre che fino alla fine, anche se c'è l'outsider Casarano, ma secondo me Casarano è un fuoco di paglia, e quindi Caturano può esaltare le proprie doti, come dicevi prima tu, da goleador. Per me sì, per me Caturano è un giocatore da usare fino al 70° oggi. Tutti i 20 minuti magari lo fai uscire perché magari non reggerà il ritmo e il peso e tutto. Fare la staffetta al contrario, Caturano forte. Perfetto, perché spesso e volentieri vediamo passare quelle palle davanti alla porta e manca chi la mette dentro. Caturano per me è uno di quei giocatori lì che fai un cross, lui c'è sempre, lo troverai là davanti, è un finalizzatore vero e proprio.
Ecco, questo per Io mi auguro che Cicerelli sia della partita, perché sarebbe una cosa Invece un io pochettino volevo rispondere a questa domanda che hai fatto tu. Secondo me non sarà così. Perché? Perché comunque noi abbiamo Forte che scende comunque a dare una mano, viene comunque a sostenere, fa salire la squadra. Caturano è un pochettino più da area di rigore, quando noi invece praticamente abbiamo Lunetta che può giocare come uomo d'area di rigore, perché l'abbiamo visto con gli strappi, che è in una partita dove tu la devi comunque limitare anche a centrocampo e devi avere più uomini che ti tengono la palla e ti fanno salire la squadra. Secondo me c'è bisogno più di Forte che di Caturano. Caturano secondo me nel secondo tempo, magari quando le squadre sono un po' più lunghe, secondo me lo puoi sfruttare di più. Però lo sai, ti dico una cosa, Questo vediamo è il se mio pensiero, mister è stato nella sua carriera un grande centrale difensivo, perché me lo ricordo. Caturano con un Frascatore che oggi come oggi non è stato eccelso, no? nella Salernitana, lo può mettere in difficoltà e magari prendere quell'ammunizione, quel discorso dentro l'area di rigore. Quindi per questo io vedo un Caturano al 100%, perché penso che è in rotazione, datti quel quid in più con Lunetta. Il riferimento è proprio a questo, cioè tu marcare come Caturano, ne ho marcate tante ai tempi in cui c'erano dei giocatori in cui tu per un 90 minuti, 80 minuti non gli facevi vedere la palla, a un certo punto ti distraevi per una frazione di secondo, Piero questo ti metteva la palla dentro. E uno di questi secondo me è Caturano. Sì, infatti io lo vedo tutta la vita con la Salernitana. Ti facevo un esempio quando avevamo a Spagnoli a Ciceri era quello che in campo passeggiava, dava la palla, la metteva dentro, la partita finiva 1-0. Appunto, ma io per 80 minuti gli ho fatto beccare palla, ma come ti ha fatto un gol? Caturano per me è un giocatore di sto genere. Attaccanti fantasma che non li vedi durante i 90 minuti e poi nel momento opportuno è là. Quando te lo perdi una frazione ti fai il gol. È là. Poi ribadisco, forse ha ragione Piero Ferdinando da un lato, e Forte ti fa un pressing impressionante a tutto campo almeno per un tempo. Quindi poi ribadisco, un toscano saprà come muovere le proprie pedine, per quello riusciamo a capire noi. Analizziamo la partita scorsa, diciamo che dobbiamo capire perché in testa c'è il pensiero che ha Toscano in testa della partita. Allora, qua ti dico una cosa e possiamo pensare, allora ti dico che la formazione domenica si rimarrà per come quella del primo tempo, con Forte, qua ti dico con Cicerelli una cosa, e Lunetta. Nerullo, l'amico di Benevento per Panzalone, diceva che Frascatore potrebbe essere in dubbio, e lui infatti questa settimana ha fatto giocare Anastasio sulla fascia e ha fatto un'altra coppia difensiva. Se giocasse Anastasio, noi andiamo a nozze. Secondo me. No. Secondo me sì. Io non la vedo così. Uno, perché Anastasio a me piaceva tanto, perché era secondo me andiamo bravo, a nozze. magari in fase difensiva aveva un po' delle problematiche. Certo, andiamo a nozze se in quel lato là viene attaccato da Lunetta e Casasola. Dobbiamo andare al battesimo, esatto. Rosario, perché dobbiamo andare in pubblicità. Scusatemi se vi interrompo. Io chiedo scusa, poi subito dopo ecco, andiamo a leggere la classifica e i risultati. Ci fermiamo un istante come sempre, tra poco. Allora ditemi voi se volete che inizio con il leggere la classifica. Sì, Mary, leggi la classifica, perché appunto mi volevo fare una domanda sia a Piero che a Rosario. Ok. E poi i risultati di Enzi. Fai una cosa, prima leggi i risultati. Andiamo con i risultati, allora. Parliamo dei risultati appunto che ci sono stati questa settimana. Iniziamo dal Picerno Casertana 0-2. Foggia Crotone 0-3, Giuliano Catania 0-3, Monopoli Salernitana 0-1, Casarano Cerignola 3-0, Cavese Trapani 0-1, Cosenza Atalanta 1-2, Potenza Latina 0-0, Siracusa Sorrento 0-1, Benevento Altamura 4-0. Qual è la partita che... Già l'ha detto prima, qual è quella che si è guardata? No, quella che hai guardato, quella che ti ha lasciato nel risultato più perplesso, no? Nessuno. Da pronostico forse diciamo il risultato di Cosenza, magari l'Atalanta che veniva da delle brutte prestazioni esterne ha fatto l'Amblain vincendo a Cosenza. Poi per il resto secondo me da pronostico tutto in linea, va? Secondo me sì. Anche per me è l'Atalanta che va a vincere a Cosenza. Effettivamente l'ho vista, ho seguito questa partita, un po' sfortunata l'Atalanta e le Cosenza, un po' sfortunata, alcuni frangenti meritava anche il pareggio, però
come dicevo, abbiamo sempre detto il calcio è questo. Se la metti dentro, fai vinci, se le palla va fuori, va sul palo, non riesci a fare gol. Appunto per questo era fondamentale vincere, perché fuori casa, perché loro avevano dei turni agevoli, anche se, ripeto a dire, la Salernitana... Io invece il risultato... Mi aspettavo un Monopoli diverso, diciamo. Io invece, Piero, quello che ti volevo dire è che il risultato che un pochettino mi ha lasciato così a bocca aperta è il Casarano, che vince un'altra volta 3-0 e comunque ci sta dimostrando una forza assurda. Lasciamo stare il Chirico che alla fine sta segnando quasi tutte le settimane, ma sta dimostrando realmente di giocare a pallone, si divertono, fanno risultati e alla fine ce lo ritroviamo lì. Bravo. Secondo me tutti concentrati contro la Salernitana, no, ma io ti dico tutti lì una a attenzionare e poi il colpo di scena. No, ma io ti dico una cosa, il Casarano magari poteva essere il Cerignola dello scorso anno, la Juve Stabia di 2 anni fa, diciamo. Scusa, posso sapere che incontrate il Casarano delle squadre importanti? No, ma a prescindere da questo, quest'anno siccome è più livellato il campionato in atto, ma è la continuità che mi lascia un pochettino così. Sì, però le squadre che sono più candidate a vincere stanno dando il suo, quindi il Casarano secondo me è un'ottima squadra, però poi alla fine secondo me Piero, non può tenere i ritmi di un Catania, Salernitana. Noi andiamo a beccare, noi stiamo parlando del Casarano, dell'Altamura, del Monopoli, e andiamo a confrontarci. Caserta. Caserta alla fine è una città, ma poi andiamo a confrontarci con Sorrento, Cava dei Terreni. Anche lo stesso Giuliano non era quello dello scorso anno, completamente. Stiamo parlando, ragazzi, che con città di 50.000 abitanti, quartieri, 60.000 abitanti. Se il Catania deve andare a preoccuparsi con la squadra che c'ha, del Casarano, del Siracusa di turno, ragazzi, non ci sto. Ecco perché tutti noi tifosi cerchiamo che il Catania va a Casarano e vince 3-0, il Catania va a Monopoli e vince 2-0, il Catania va a Sorrento e vince, perché è la qualità del Catania Calcio, ragazzi, non è quello che in discussione. Capisco che in campo si gioca e si deve giocare la partita, ma dico, le differenze sia economiche sia di giocatore, caro Piero, non stanno. No, non può essere. È la Serie C che sta stretta al Catania. Catania e Salerno sono due piazze che meritano altri percorsi. Dico, nel percorso calcistico si deve passare anche attraverso queste categorie. Ma tu hai una squadra per fare una differenza, caro Ferdinando. Non hai una squadra per lottare contro il Casarano o lottare contro il Calacavese. Però Rosario, tu lo sai benissimo che ogni anno c'è sempre quella squadra. Due le posso steccare. Poi devo trovare una continuità di risultati. Però quest'anno sono tutte e tre sullo stesso livello. Dico io, c'è sempre quella squadra in un campionato che esce fuori di dopo più. ti molla, come ogni anno il Benevento prima o dopo ti molla, perché ora fra qualche settimana ti fanno fuori Auteri. C'è per Panzalone che non lo so, si sta ascoltando. Vabbè, le squadre di Auteri ogni anno, febbraio-marzo, hanno quel calo. Poco fa per Panzalone ti ha scritto un messaggio che diceva che per te ha pronto una bella ricetta. Salernitana. Vabbè, guarda, io carne di cinghiale non ne mangio, perché a Catania siamo abituati con la mafaldina, con la mortadella, con i semi, cicciulena, proprio te la dico in catanese, Peppe, e avrai panini di mortadella a quantità. Forse comunque io quello che dicevo, scusatemi se vi interrompo, Piero, perdonami, quello che dicevo io poco fa, che comunque sempre ogni anno c'è la squadra poi rivelazione che va anche un po' a rompere le scatole alle squadre che alla fine vogliono vincere il campionato. No, non è la prima volta che succede. Secondo me il Casarano quest'anno farà di tutto, ma metterà in difficoltà secondo me non solo noi, ma se lo farà anche con Salernitana, lo farà. È una squadra che secondo me è quadrata e sa quello che sta facendo. Guarda, ti dico una cosa, Ferdinando, mi dice il mister, tu sei costruito per vincere, quindi in questi cambi dove troverai le difficoltà, perché le troverai, perché giocano contro il Catania e metteranno sempre 1000 per 1000. Ma sì, ma stiamo parlando, però parliamo sempre di piccole realtà, capito? Quello che ti voglio dire io. Bravo, io concordo con te, mister, quindi tu non puoi avere paura del Giuliano. Bravo. Attenzione, ma no, dice, ma magari a Cerignola la partita. Però voglio dire, ho detto che ho paura, no, come squadra mi piace, perché alla in generale guarda, se tu devi andare a vincere, se tu sei fatta per vincere, ragazzi, se va là, non dico però via e si vince, se tu la metti nella carta non andiamo, ma forse il Cosenza ha più squadre del Casarano, il Cosenza, se tu la metti sulla carta ha più squadre del Casarano,
Il Caserano magari là è una neopromossa, come ogni neopromossa quel gruppo ha aggiunto Chirico, quest'anno un valore aggiunto. Ecco il discorso che parlavamo di prima, di quei giocatori che magari in una piazza senza pressione ti giocano meglio, Certo, magari Chirico non è l'ultimo arrivato, è l'idolo magari bravo, non è l'ultimo arrivato perché nel suo trascorso ha fatto campionati con Padova, Monza, cioè non è l'ultimo arrivato. Però magari adesso è arrivato ad un'età dove lui in un campo come Caserano si esprime, la sua come dice il mister, il Lidolo magari a Catania soffriva più di quelle pressioni, perché a Catania, come dice il mister, cioè a Catania si vince. Comunque, andando a chiudere questo discorso, Mary, magari ci leggi la classifica, così ci rendiamo anche un po' conto di come si sta spaccando la classifica già dopo 9 giornate, no? Assolutamente d'accordo, sono pronta. Allora, il podio lo tiene sempre la Salernitana con 22 punti, poi c'è il Benevento a 19, Catania insieme al Casarano a 18 punti, segue il Crotone a 17 punti, Cosenza a 15, Casertana a 14 punti, Potenza a 13, Monopoli e Latina a 12 punti, Sorrento Cerignola 10 punti, Picerno 9 punti, Trapani e Atalanta insieme ad Altamura 8 punti, il Foggia 7 punti, Giuliano 6 punti, Cavese 5 punti e all'ultimo invariato il Siracusa rimane sempre a 3 punti. E questa già la classifica è spaccata. Comunque Salvo mi scrive qua che il Casarano comunque stava vincendo con la Salernitana fino al 95esimo. Vedi che comunque dico è una squadra che darà fastidio. Sì, ma abbiamo detto questo, cioè non è che diciamo il Casarano, però voglio dire, se tu sei costruito per vincere. Se avesse fatto sta vittoria il Casarano oggi stavamo parlando. Sì, ma alla lunga anche se dobbiamo guardare sempre dentro casa nostra. Ma guarda, effettivamente si parlava prima, il discorso era legato anche al mister, si parlava a lungo anche della rosa, cioè tu devi avere una rosa, un competitor. Posso dire una cosa che va oltre magari il Catania Calcio come società. Ti fa a fare la partita fuori casa, mi ricordo quando è stato, abbiamo pareggiato mi pare a Cerignola, si ferma a Bari, si fa una rifinitura del lunedì, cioè quante squadre in Serie C1 finisce la partita, ti piglia pure e ti ritira a casa, il Catania si ferma a Bari, paga un altro albergo, un'altra pensione, stiamo parlando di categorie diverse e tante volte stiamo parlando, caro Ferdinando, di una squadra come cultura di Serie A, come società di Serie A, e noi tifosi vorremmo cosa? Anche i giocatori di Serie A, col pensiero, con la professionalità che stanno oggi, possiamo dire, perché hanno detto che lunedì sono allenati tutti quanti dopo la vittoria, ne abbiamo fatto con Siracusa, sono allenato martedì, nel giorno libero, il lunedì giustamente come fanno un po' tutte, il lunedì si lavora, i giocatori hanno preferito. Il martedì, il lunedì lavorano chi non ha giocato, e anche chi ha giocato fa la rifinitura un po' di vedere la condizione. I giocatori hanno preferito. C'è il riposo. Quelli che fanno un po' in tante categorie, il Toscano sta analizzando questo, sta facendo la stessa cosa. Quindi tutte le spese che Catania Calcio affronta per dormire fuori anche dopo la partita, pranzare fuori, pigliare un campo di calcio, e c'è un sistema alle spalle che solo il Catania Calcio può avere. Ma infatti, credo in questa categoria. Infatti, quindi i giocatori hanno la responsabilità di andare a provarci fino all'ultima partita. Ma infatti mister, il discorso è legato anche ai calciatori, no? Quando un Casasola ti dice io ho scelto Catania perché già so il trascorso, la storia che ha il Catania, perché lui è argentino, quando tu vai a vedere gli argentini che sono stati a Catania, che hanno fatto la storia del Catania, già è una cosa, cioè, è imparagonabile con altre piazze, no? Quindi già tu scegli tante cose. Io ti ho fatto un discorso diverso, non mi riferisco, la società è pronta. Sì. Io quello che ti dico, i giocatori devono mettersi in testa che quando si entra in campo devono battagliare per la maglia, per la squadra, per i tifosi che si spendono per andare fuori, e partono il sabato, stanno fuori con tutti i pericoli che ci possono stare in una trasferta, perché quindi ci stanno tanti pericoli. Una grossa responsabilità anche i giocatori in questo senso, e appunto, che appartengono a una squadra o a un gruppo, perché i tifosi fanno parte fondamentale, importante. E infatti per questo io ti dico, mister, quando tu esci con la maglia sudata, magari che poi non hai ottenuto il risultato, però dici io ho giocato, certo, nessuno ti può rimproverare, però quell'area di supponenza che vedi in alcuni calciatori, come dire io sono io, a Catania non esiste.
scusatemi un attimo se vi interrompo, Mary. Come so che magari siamo in chiusura, se magari leggi qualche messaggio, Allora, perché è giusto che le persone che ci seguono, è giusto che comunque leggiamo. Ne sono arrivati messaggio. veramente tanti. C'è Peppe che ad esempio dice: mister, il calcio è programmazione, altrimenti non esisterebbe futuro. Roberto ha detto bene il mister, domenica sarà una partita a scacchi. Ed inoltre chiedo quanto conterà la parte motivazionale dei due allenatori? Domanda, risposta Rosario. e vado avanti. Esatto. Rosario, rispondi tu. No, io rispondo no, non vale nulla, perché naturalmente Toscano deve dare emozionalmente, sarà uno ovviamente pronto alla partita, ma lui deve lottare sopra il Catania Calcio, quindi deve impostare la squadra per come sa fare lui, anche se a tanti di noi non piace, uno di questi sono io, però deve mettere la squadra in campo per vincere questa partita o non perdere l'attenzione. Ho detto poco fa, è importante anche non perdere la partita, se no rischiamo grosso di staccarci. Mister Toscano in un'intervista recente dopo partita ha detto: io ho detto ai calciatori, ora mi state vedendo col sorriso, no? Anche se sono etichettato come un allenatore pubblico, ho detto fate quello che sapete fare, giocare a calcio e divertitevi. Quindi può essere che ha messo qualche, diciamo, magari all'interno dello spogliatoio, noi non lo sappiamo perché non viviamo lo spogliatoio. La deve fare, Però lo sai, a volte può capitare che i giocatori hanno trovato un altro spirito. Sì, ma di fatto quello che abbiamo detto inizialmente, abbiamo visto una squadra diversa, che hanno fatto gol, finalmente tutta a correre da abbracciare, che ha fatto gol, e c'era quella a terra, sono andate un 2-3. po' di armonia, lo sai. Bravo, risultati. Si è creata quella mano. Andiamo avanti con i messaggi. Allora, c'è Salvo che dice: credo che Toscano giocherà con la stessa formazione di sabato. Cosa ne pensate? Sì, penso di sì. Anch'io sono d'accordo, già l'avevo detto. Io ho due dubbi, ti ho detto Caturano e Aloi dal primo minuto. Anche se Forse Aloi sì, Caturano penso proprio. non lo so. Poi c'è quel nostro amico Curva Nord che Sì. è Agatino, noi lo sappiamo che sei tu. I pronostici adesso non valgono. No, Agatino. perché tutti li stanno scrivendo, ma non li No, stiamo ma valutando. non li Il possiamo venerdì valutare. quelli. Comunque se qualcuno ha vinto la maglia, basta dirlo, io non ricordo chi ha. Io comunque ho fatto gli screen quindi per questo, però li prendiamo dal venerdì, non dal lunedì, quindi segnateveli che noi li riproporrete appunto Vabbè, venerdì. ma io a questo punto ho vinto la maglia. No, tu no, tu già ce l'hai. La Salernitana ne perde poche di partite. Domenica bisogna puntare su questa partita e giocare fino alla fine. Il Catania è alla pari, quindi se la può giocare soprattutto in casa. Vincere è davvero importante. Questo è un po' il pensiero di quello che è il pubblico. Tra l'altro c'era anche una domanda poc'anzi che vorrei riprendere. Chiedevano cosa ne pensa il mister di Caturano. Forse avevamo risposto subito dopo dicendo Avevamo già risposto su dicendo questo. che Caturano, quei giocatori in campo vorrei sempre averlo. Infatti per questo ti dico, dal primo minuto io lo vedrei con la Serenità. Se è in forma, perché Ragazzi, credo che sarà in forma. È un giocatore di categoria, è un giocatore di Serie C, è un giocatore che tu quando meno te lo aspetti mette lo zampino e ti fa gol. Magari mister un Caturano in casa ti dà quella spinta in più rispetto fuori casa. Magari fuori casa puoi sfruttare le doti di Forte e in casa magari quelle di Caturano. Puoi fare questa alternanza? Ragazzi, non è mentalità di Toscano. Toscano ha una formazione in testa e la porterà a morire fino a fine campionato. Quello che io, naturalmente non è un consiglio, è un pensiero mio. Le sostituzioni. E se dal cilindro. Le sostituzioni farle un po' più celere quando vedi che la squadra ha delle difficoltà. E se dal cilindro mister Toscano, se non recupera Cicerelli, ti tira il coniglietto Jimenez dal cilindro? Come il mago? Ma guarda, io ho visto Meglio giocare Rolfini, l'ho visto giocare. Conoscendo in quella Toscano. posizione è meglio Rolfini. Ho visto giocare 2 volte a due anni a Jimenez, ma sulla fascia sinistra non l'ho visto mai giocare. No, io sto dicendo, lo sai com'è? Siccome mister Toscano per cui dico meglio Rolfini. tante volte è un po' scientifico nelle sue scelte. No, ragazzi, appunto. per me Toscano è schematico. Quella, come ha detto il tifoso poco fa, sarà quella la formazione questo domenica. poi lo vedremo domenica. Io penso di non andarci lontano con quello che è il mio pensiero, ma anche perché ho imparato a conoscere un pochettino quello che è il pensiero di Toscano, e mi riferisco anche all'inizio della trasmissione. Tu hai detto, parlavi di Inglese che comunque ritorna indietro, anche lui a tutto campo. Ora ormai il calcio è cambiato. Ovvio. È normale che ormai a tutti i giocatori, anche a chi la deve solo buttare dentro, gli si chiede comunque il sacrificio di scendere a dare una mano Però ti dico una ai cosa. giocatori. Piero, e secondo me
fra Caturano e Forte, quello che lo fa secondo me di più è Forte. Però ti dico una Ma lo cosa, fa per abitudine, perché lui cerca di lottare su tutti i palloni, anche se poi alla fine, scusami Piero, alla fine il suo lavoro sarebbe metterla dentro, però è giusto che alla fine, se aiuta la squadra, male non è, anche perché dai la possibilità di ripartire con la velocità di Lunetta, che la puoi sfruttare. Secondo me puoi trovare anche la possibilità di fare qualche contropiede. Però Ferdinando, ti dico una cosa, nella Salernitana ho visto che Inglese faceva questo gioco, poi lui ha messo Ferrari al centro dell'attacco con Ferraris che giostrava dietro, come perlomeno fa il Catania con Lunetta che ti ritorna un pochettino, e a questo punto il Ferrari della situazione potrebbe essere Caturano e il Ferraris della situazione Cicerelli. Ma non reggono questi paragoni, Piero. No, perché aveva uno schema di gioco. Ragazzi, è come ne avevamo parlato settimana scorsa, stavo dicendo che se tu mi fai tornare a Cicerella a centrocampo, a Caturano, piuttosto a Gimenez, li stai violentando. Quindi o fai una scelta diversa, certo, se no lo devi, come si vuol dire, sollecitare sempre. E questa situazione un giocatore un po' le pesa. Mister, o ce l'hai, scusa, nelle tue attitudini, Lunetta fa un tiro in porta, poi torna, andasse a pigliare il giocatore che sta portando palla, perché capisci, ma quei giocatori là non fanno parte del modo di giocare. E se cerchi più la profondità con Cicerelli sulle linee e Lunetta e Caturano che ti prendono la profondità? Stiamo parlando di un 4-4-2, stiamo parlando, scusami, deve cambiare. Con Cicerelli sulle linee e con Caturano e Lunetta che ti attaccano la profondità. Abbiamo due punte, non le mette, non le inserisce, non da andare a discutere su cose fantasia. Secondo me lo farà, sai quando, Rosario? In una caso situazione di svantaggio. Speriamo di no, mai, speriamo mai. Però Mary, mi leggi qualche messaggio? Ma è naturale, ragazzi, uno come Caturano. Se tu fai la gestione delle partite devi stare in campo. No, se tu vuoi giocare sulle ripartenze ti dico no, ma se vuoi sulle ripartenze Lunetta o Forte vanno bene, ma se tu gestisci la partita da metà campo avversaria, Caturano, il giocatore giusto, mettiti qua, mettiti poi mister allora perché io dico che secondo me lo sfrutta più nel secondo, quando le squadre già sono un po' più lunghe, magari si è più su uno 0-0, una partita di quella te la sblocca, perché con le squadre più lunghe chi la sblocca prima la vince. Però ti dico un'altra cosa, mister, perché poi tu dal 70°, come dicevamo prima, c'hai un'altra partita con i 5 cambi, puoi sfruttare anche la forma adesso di Raimo sulla destra che può alternarsi con Casasola, Donnarumma, e hai tante alternative, quindi, ma secondo me, sai, Ferdinando, io vedo un Catania che sblocca la partita nelle prime battute, non lo so, è una mia sensazione. Ne parliamo venerdì di queste previsioni, perché stesso pensiero con Aloy a centrocampo che sarà una partita a scacchi, poi alla fine anche l'episodio può cambiare la partita. Posso dire la mia in ogni caso, poi dico questa, noi parliamo della fase offensiva, ma oggi c'è da fare un plauso anche alla fase difensiva, ragazzi. Ovvio. 7 cliché su 9 partite. C'è stare con le domenica la difesa si è comportato bene. Ma infatti ha annullato sia Nevi che Baldea. Siracusa si è comportata bene, quindi diamo atto anche ai fase difensiva curata bene. Ma infatti io ho detto mi sta meravigliando Celli, perché ragazzi Celli lo vedevo anche sull'esterno, è uno che accompagna più di Ierardi. Celli, perché probabilmente il suo mancino è abbastanza morbido, abbastanza pulito, e quindi crea in certi momenti una superiorità su quella fascia lì. Infatti domenica scorsa dice sì, Giuliano poca cosa, ma hanno annullato Nepi che fino ad ora è il capocannoniere del Giuliano, quindi... E allora direi di andare a leggere velocissimi gli ultimi messaggi. Leggiamo gli ultimi messaggi perché poi dobbiamo chiudere la puntata. Allora c'è un pensiero, cosa pensate voi di mettere un uomo addosso a Capomaggio per tutta la partita? Veloce, risposta rapida e veloce. Che avevamo detto prima, di Tacchio, tutto campo con Capomaggio. Ok, altra domandina, secondo voi c'è bisogno di mettere una marcatura stretta su Capomaggio e Ferraris? In entrambi? Anche su Ferraris? E poi nel caso si mettesse con 2 punte con Cicerelli tra le linee? Qui hanno tanti pensieri. È quello che abbiamo detto prima io. E poi c'è un'altra domanda ancora. Raffaele, ex Catania, Inglese ex Catania, questo potrebbe influire nella partita secondo voi? Assolutamente no, per me è una Casasola e che Salernitana, di Tacchio e che Salernitana. Altro pensiero. Rivincita
Ma Raimo dal primo minuto? No. C'è chi pensa addirittura, mi piace moltissimo a destra. E poi ancora c'è anche chi dice Cicerelli non può fare il quarto, è vero? Questo te lo dicono a te. Se invece si mettesse Raimo al posto di Casasola, sapendo che Raimo gli viene facile ritornare? Non credo che non sfrutterà Casasola. No, raga, penso anche io. Casasola col piede che ha, penso di no, perché non puoi rinunciare. Non Però è Anche bello se vedere... le ultime 2 partite di Raimo un'esplosività veramente pazzesca. Sì, ma non hai il piede però di Sì, Casasola. ma non lo so se non hai il piede. È bello Quest'anno vedere- secondo me il piede se lo sta Però affinando sai, un Casasola pochettino. in queste partite può dare fondo alla sua esperienza, è un uomo abituato a questi Secondo me incontri. tutti possono devono dare il suo, perché sono tutti giocatori di valore. Sì, sono pienamente d'accordo, però io di un Casasola in forma non ne farei. Vero, abbiamo parlato 3 minuti fa, ci dimentichiamo la situazione. Quando tu giochi nel Catania in cui non ti fa mancare nemmeno Sì, chi ti accompagna, scusa l'espressione, in bagno, tu devi dare il massimo in campo, tu sei messo lì, come dicevo qualche allenatore, non come me, ma superiore a me, molto, tu devi fare il giocatore di calcio. La posso A te indovinare chiedo- con una, Rosario? Dimmi. Chi è questo allenatore? Lo posso indovinare con una? Zeman. No, io parlo con uno come Allegri, uno come Conte, uno come Gasperini. Tu sei venuto qua per giocare a calcio, devi pensare solo di giocare a calcio. Il Catania in questo momento, con questa società, con questi tifosi, io parlo con la società, come dirigenti, tutti, non gli fa mancare nulla al Catania Calcio, ragazzi. Quindi voi dovete entrare in campo a giocarvi la partita perché siete pagati per questo, perché non vi fa mancare nulla alla società e perché i tifosi vi chiedono di quello. Come ha detto Piero, tu puoi sbagliare, non fai gol, ma l'impegno deve essere massimale. Certo. Là poi esci con gli applausi, come è sempre fatto il calcio Catania. Ma se tu ti tiri indietro e se tu ti secchi a tornare e se tu ti fai richiamare, a quel punto la contestazione fa parte del Nasce naturale. Va bene, raga, io vi devo togliere purtroppo la parola perché siamo arrivati al termine, quindi andiamo con le conclusioni e poi diamo appuntamento a venerdì per partita. Dire no, vabbè, le conclusioni. No, e voglio dire solo una cosa, è bello vedere Sì. come il pensiero di tutti comunque è diverso, no? Ognuno dice la sua, anche i tifosi che commentano hanno ognuno un pensiero diverso dall'altro. L'unica cosa che li accomuna tutti quanti è uno, sapete quale? Perché ancora è stato Bisogna ribadito. vincere, forse. A parte questo, Qual è? è stato ribadito ancora una volta, Toscano se ne deve andare. Quello continua imperterrito. Però ti dico una cosa, Mary, anche se è un pensiero omogeneo, no, della tifoseria, ad oggi i numeri parlano per Toscano. Al di là di questo, anche secondo carino. me anche il rinnovo stesso. Toscano non si muove da Catania per quest'anno. Anche il scusa. rinnovo stesso è appunto per chiudere un pochettino le bocche un po' a tutti, anche i tifosi, no? Per far capire, è inutile che parlate, Toscano rimane l'allenatore del Catania. Stop. Almeno per quest'anno. Sì, no, beh, voglio dire, ha messo un po' a tacere tutti con questo. Io ti voglio rinnovo. chiudere con una cosa e la dico a mister, ma un allenatore che ha il miglior attacco, la miglior difesa, terzo in classifica con la possibilità domenica di arrivare a un punto dalla capolista, cosa possiamo rimproverare? Nulla, possiamo solo dire che purtroppo il catanese è stato abituato nei tempi di Serie A con la bocca dolce. Oggi finisce. Questo però non può dire che a me piace Toscano, perché non è camaleontico, però ad oggi. Ma voglio dirti, hai ragione, però è anche vero che noi siamo abituati con un calcio diverso. Invece perché sono passati 10 anni, 12 anni. Però dico, come tutti dicono, abbiamo una grossa squadra, abbiamo grossi giocatori, cavolo, farli rendere al massimo. Lui fa il compitino, diciamo. Il compitino è quello che un attimino dà fastidio, però come dici tu, il risultato sono sto fuori, andiamo avanti, saltiamo sta categoria che è quella che ci poi interessa. penserà il futuro, Diamo la società. appuntamento a venerdì. Va bene, ok, allora ci vediamo venerdì. Intanto ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, seguito e scritto qui su TikTok. Non so se sono arrivati altri messaggi. Comunque, niente, do appuntamento a venerdì dalle 19 alle 20, sempre con Sotto il cielo rosso azzurro, insieme a Mary, a Piero Borzì e Rosario Decento se vorrà. No, per scaramanzia a sto punto. Ah, va bene. Il pre-partita stanno andando Ok, bene. va bene. Benissimo. Allora
niente, saremo Vorrei mandare un saluto, un caloroso saluto ad Armando, un grande amico mio che mi contesta sempre, Armando. anche nelle live serali di TikTok. Un bacione, ti voglio bene, ma non ci vediamo più nelle live. Un bacione. Buonasera, ti voglio ragazzi, a bene. tutti, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao a tutti. A tutti i belli di Bella vi ringraziamo come sempre. Appuntamento sotto il cielo rosso-azzurro venerdì 19:20. La nostra programmazione invece riparte domani mattina. Una buona serata a tutti e rimanete sempre con noi. Ciao!